Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Ritrovato a Palermo Mohamed, il bimbo tunisino scomparso da alcuni giorni. Sta bene, ancora molti però i punti oscuri. Il sindaco di Santa Maria di Licodia, tiriamo tutti un sospiro di sollievo. C'è un'altra rotta per i viaggi dei migranti verso l'Europa, dal Senegal verso le Canarie, in pieno Oceano Atlantico. In queste acque sono morti i 60 migranti dell'ultimo naufragio, più di 200 intanto i rifugiati nell'hotspot di Contrada Embriacola. Al TG Sicilia la storia di Lidia e la sua lotta contro l'anoressia nella giornata dedicata ai disturbi alimentari. C'è poca informazione, è la sua critica, ma si può guarire e tornare a vivere. Siamo la sponda delle forze vive della società. Il direttore del quotidiano La Sicilia, Piraneo, rivendica il ruolo centrale del suo giornale che oggi festeggia i 79 anni. A Catania si svuota la pescheria, uno dei luoghi simbolo della città. Secondo i commercianti non è colpa della crisi, ma del piano viario che non consente un agevole accesso nel centro storico. A Caltanissetta apre l'Out Café, il primo bar in Sicilia con una missione, il lavoro come cura. A servire ai tavoli 3 ragazzi con lo spettro autistico e giovani stranieri coinvolti nei progetti di inclusione. A Palermo infuria la polemica nel popolo dei golosi. Secondo il famoso pasticcere Eginio Massari, la cassata siciliana all'estero non viene richiesta perché è troppo dolce. Calcio, anticipo di campionato per Palermo e Catania. Stasera al Barbera il big match tra il Rosanero e il Venezia. Al Massimino la squadra di Zeoli va a caccia di punti pesanti contro il Cerignola per allontanarsi dalla zona play-out. Da Santa Maria di Licodia a Palermo è stato ritrovato e sta bene Mohamed, il bimbo tunisino scomparso da alcuni giorni. Restano però ancora da chiarire parecchi punti oscuri. Il sindaco Buttò dice: tiriamo tutti un sospiro di sollievo. Tonino De Mana. Presenta ancora molti lati oscuri, ma è almeno una storia a lieto fine. È stato ritrovato a Palermo e sta bene Mohamed Khalifa, il bimbo tunisino di 10 anni che si era allontanato la notte tra il 12 e il 13 marzo scorsi da Santa Maria di Licodia nel Catanese. I carabinieri di Paternò, attraverso un'efficace attività investigativa, lo hanno rintracciato nei pressi della chiesa di Santa Chiara. I militari dell'Arma, acquisendo alcune conversazioni tra connazionali e conoscenti del bambino, hanno informato i colleghi di Palermo. Pare che nel capoluogo il bimbo sia arrivato ieri sera. Impaurito ed infreddolito, Mohamed era comunque in ottime condizioni di salute. Lo vedete anche in questa foto, sorridente con un prelibato uovo di Pasqua in mano, e tira un sospiro di sollievo anche la comunità di Santa Maria di Licodia, rappresentata dal sindaco Giovanni Buttò. Finalmente siamo tutte più serene, più felici perché il bambino è stato ritrovato. Ringrazio io tutti coloro che sono messi a disposizione a cercare il bambino per tutta la nottata. Naturalmente ringrazio le forze dell'ordine, la stazione dei carabinieri di Santa Maria di Licodia che ha fatto un ottimo lavoro, quindi fortunatamente possiamo dire che tutto è andato bene e che il bambino sta bene, questa è la cosa prioritaria. Mohamed è stato affidato al suo tutore. I carabinieri che da giorni lo cercavano, era infreddolito, lo dicevamo, impaurito. Ecco l'intervista al capitano della stazione di Paternò. Le attività in indagini esperite avevano infatti permesso sin da ieri sera di poter attestare la presenza del bambino a Palermo, capoluogo che ha raggiunto con modalità con le quali è ancora in corso ulteriore accertamento investigativo, e da lì i carabinieri di Paternò hanno immediatamente attivato quelli di Palermo, dove il minore è stato rintracciato dai colleghi della stazione di Piazza Marina. Infatti attorno proprio a quella piazza il bambino girava da solo, infreddolito e impaurito, e i carabinieri gli hanno dato immediata assistenza, è stato portato in caserma e dove i sanitari hanno attestato un ottimo stato di salute. In caserma i carabinieri gli hanno regalato anche un uovo di Pasqua, così che il suo ritorno tra la nostra comunità sia quanto più dolce possibile.
C'è un'altra rotta per i viaggi dei migranti verso l'Europa, non solo quella classica dalla Libia verso Lampedusa, ma quella dal Senegal verso le Canarie, in pieno Oceano Atlantico, e in queste acque sono morti i 60 migranti dell'ultimo naufragio. Intanto più di 200 i rifugiati nelle ultime ore nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Manlio Viola. Ancora una tragedia del mare sulle rotte della speranza che diventano sempre più rotte della disperazione. È morto nella notte all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento un migrante giunto con l'elisoccorso dopo essere stato prelevato dalla nave Ocean Viking. Di lui non si sa nulla, né la nazionalità né l'età. Si sa soltanto che è uno dei 25 migranti soccorsi in acque internazionali dalla nave della ONG. Erano partiti dalla Libia e secondo le testimonianze erano 85, ma dopo il naufragio 60 risultano dispersi. Con lui era stato soccorso un altro migrante che è attualmente ricoverato a Palermo all'ospedale Ingrassia. Sono stati portati in Sicilia nonostante la meta del loro viaggio non fosse l'Italia. Il naufragio è avvenuto al largo delle coste libiche e l'imbarcazione sembra fosse diretta alle isole Canarie. Un viaggio più lungo e rischioso di quello già pericoloso nel Mediterraneo verso Lampedusa, ma sono sempre di più i viaggi della speranza che intraprendono questa seconda nuova rotta. Non cessano però gli arrivi a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono stati 2 gli sbarchi consistenti. Prima sono arrivati in 137, poi altri 91, e con il migliorare delle condizioni atmosferiche la situazione non potrà che peggiorare. A Messina 9 indagati, compresi il sindaco di Maletto e 2 imprenditori di Bronte, nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari Maurizio Croce, commissario straordinario dell'emergenza dissesto idrogeologico. Francesco Triolo. Ha destato grande scalpore a Messina l'arresto di Maurizio Croce, finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura su un complesso mosaico di corruzione che ha ruotato sull'appalto dei lavori del torrente Cataratti Bisconte. 11 gli indagati, 9 persone fisiche e 2 giuridiche. Oltre Croce, il suo uomo di fiducia, Francesco Vazzana, ex direttore dell'ARPA regionale, disposta l'interdittiva della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione per l'imprenditore e sindaco di Maletto, Giuseppe Capizzi, altra figura chiave dell'inchiesta, come gestore di fatto della Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori per la realizzazione dei lavori sul torrente. Tra gli indagati il geometra barcellonese di 67 anni Antonino Cortese, funzionario del Dipartimento di Protezione Civile e Difesa del Suolo del Comune di Messina, che fu direttore dei lavori dell'appalto per la riqualificazione del torrente, e la geometra 44enne Rossella Venuti, in qualità di funzionario responsabile dell'area tecnica dell'ufficio per il dissesto idrogeologico diretto proprio da Maurizio Croce. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto diversi benefit, tra cui l'iscrizione ad una università telematica per conseguire la laurea in ingegneria con soldi elargiti dall'imprenditore Giuseppe Capizzi. Nell'inchiesta ci sono poi altri 4 indagati per i quali la GIP Arianna Raffa non ha deciso alcuna misura restrittiva. Si tratta dell'imprenditore messinese Rosario Arcovito, 60 anni, dell'imprenditore Emanuele Capizzi, 31 anni, di Bronte, del messinese Giovanni Pino, 58 anni, e di Davide Tommaso Spitaleri, 55enne, anche lui di Bronte. Sono considerati dalla Procura soggetti fiduciari di Giuseppe Capizzi e la contestazione per tutti il finanziamento illecito ai partiti. Come persone giuridiche invece 2 ditte del gruppo Capizzi con sede a Maletto. I benefici erano svariati, dai lavori edili gratis in case private ed un noto negozio d'abbigliamento del centro ad un resort e un Rolex da 20.000 euro. Giornata nazionale dei disturbi alimentari. In Sicilia 37.000 i nuovi casi negli ultimi 2 anni. Al nostro telegiornale la storia di Lidia e la sua lotta contro l'anoressia. C'è poca informazione e la sua critica, ma si può guarire e tornare a vivere. Giusy Lazzara. Giornata dedicata ai disturbi alimentari. Il fiocco lilla è il simbolo di una patologia silente che coinvolge sempre più adolescenti. In Sicilia 37.000 nuovi casi negli ultimi 2 anni. Cosa vuol dire questo fiocchetto lilla per te oggi? Per me è un simbolo che testimonia come poco a poco si inizia a fare informazione sull'argomento. È un argomento che io stessa, anche informandomi, ho visto che è poco discusso. Difficile lottare contro un piatto di pasta o una bistecca. Io ricordo che mi convincevo di non poter mangiare per esempio la pasta o un dolce, e dopo, per convincermi che non era così, dopo mangiato andavo davanti allo specchio e mostravo a me stessa che non ero cambiata, cioè non ero diversa, perché nella mia testa invece io diventavo subito il doppio, il triplo di quanto in realtà fossi. Cosa ti senti di dire a chi invece si trova in questo momento nella difficoltà proprio di poter
seguire un regime alimentare normale? Io stessa c'è stato un momento in cui ho pensato io non posso sopportare questa situazione, non la riesco a gestire, a uscirne, preferisco lasciarmi andare, però se ne può uscire e lo si fa con tanta forza di volontà, non è vero che lo si fa da soli, serve lo sprono e l'aiuto. Le famiglie sono costrette così ai viaggi della speranza in altre regioni e chiedono più assistenza anche negli ospedali della Sicilia. Sarebbe importante che in tutti i pronto soccorsi degli ospedali ci siano dei percorsi dedicati a queste persone che peraltro arrivano spesso in condizioni veramente gravi e quindi devono essere immediatamente soccorsi, ecco come dice la parola, e avviati a un percorso dedicato a loro. Di anoressia, bulimia e binge eating se ne è parlato oggi alla Facoltà di Scienze Politiche di Catania, in un incontro promosso dagli stessi studenti con docenti e nutrizionisti. Siamo la sponda delle forze vive della società. Il direttore del quotidiano La Sicilia, Piraneo, rivendica il ruolo decisivo del suo giornale che oggi festeggia i 79 anni. Davide Sardo. 79 anni di attività, le chiedo qual è lo stato di salute del quotidiano La Sicilia? È uno stato di salute buono, vorrei dire ottimo, ma preferiamo che lo dicano i lettori. Ci avviamo verso gli 80 anni con sicurezza, con l'autorevolezza, con la forza e con la responsabilità che ci dà questa storia, questo lasso di tempo abbastanza importante. 79 è una cifra ragguardevole, dà spessore alla nostra storia, dà spessore al nostro lavoro e riceviamo un'eredità importante che vogliamo portare avanti non solo verso gli 80 anni. L'ambizione è quella di essere il giornale dei siciliani, d'altronde già il nome ci aiuta in questo, siamo La Sicilia per la Sicilia. Noi vogliamo essere un giornale, un raccoglitore di notizie belle e brutte, ma vogliamo essere soprattutto la sponda delle forze più vive di un territorio. Abbiamo scelto di celebrare questo 79esimo ad Agrigento perché Agrigento è un luogo di tutti, non soltanto degli agrigentini. Siamo all'interno del museo archeologico che è un simbolo della Sicilia più bella, della Sicilia più viva. Tra l'altro andiamo verso il 2025 che coincide, il nostro 80esimo coincide con Agrigento, capitale della cultura, e quindi abbiamo scelto questa location suggestiva anche e soprattutto per questo. Complimenti al direttore Piraneo e a tutte le colleghe e i colleghi del quotidiano La Sicilia. A Catania si svuota la pescheria, uno dei luoghi simbolo della città, e secondo gli operatori non è colpa della crisi, ma del piano viario che non consente un accesso agevole nel centro storico. Tonino De Mana. Non c'è nessuno, siamo tipo abbandonati da tutti. Quanto è il suo guadagno giornaliero? No, io guadagno 20-25 euro. Non è soltanto la crisi o la concorrenza della grande distribuzione a far svuotare la pescheria, percorso turistico e folcloristico per antonomasia, ma che i catanesi frequentano sempre meno. A tarda mattinata i banconi sono pieni di pesce e non è un bel segnale. Io alle 11:04 a quest'ora, 5 anni fa, 8 anni fa, già avevo mezzo bancone svuotato. Oggi siamo così, non c'è nessuno in pescheria, come vede, paccheggi, chiuso tutte ZTL, come dobbiamo fare? Vanno male gli affari e l'umore degli operatori è più nero delle seppie. La pescheria non ne scende più nessuno perché sono diventate tutte ristoranti, cose. Le persone vengono e non trovano il posto, la macchina dove la mettono, le linee AMET dove sono. Non c'è più nessuno, non scende più nessuno, siamo impossibilitati, non ce la facciamo più così ad andare avanti. Io ho 58 anni e non sono più in grado di portare un pezzo di pane a casa perché non c'è proprio più persone che scendono, assolutissimamente. Tutti quanti mi dicono che devono fare ore di fila e poi arrivano qua e non ci sono neanche parcheggi. Sediamoci, cerchiamo di vedere la viabilità un'altra volta, ci sono strade che si potrebbero aprire anche la mattina sola e di pomeriggio chiusi, cerchiamo di creare un parcheggio, dateci modo di dar da mangiare alle nostre famiglie. E dopo il TG alle 14:30 su Telecolor torna nostro ospite il sindaco di Catania Enrico Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, telecolor.it.
Quindi ripeto, Sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco oggi su Telecolor alle 14:30. Nuovo sit-in dei Vigili del Fuoco a Catania. Hanno protestato stamattina davanti alla prefettura, vedete le immagini, in vista di un'estate che si preannuncia bollente. Il sindacato USB sottolinea le carenze di sempre: organico inadeguato, mancanza di prevenzione degli eventi climatici e i concorsi indetti d'estate, e quindi che inevitabilmente fanno crollare il numero dei pompieri utilizzabili per fronteggiare i roghi. A Caltanissetta apre l'Out Café, il primo bar in Sicilia con una missione: il lavoro come cura. A servire ai tavoli 3 ragazzi con lo spettro autistico. Giusy Lazzara. Out Café è qualcosa davvero di straordinario, ma lo straordinario sta proprio nel fatto che è un luogo, è un bar inclusivo, il cui valore principale è il valore umano, è la relazione. E quando parliamo appunto di autismo, molto spesso anche viviamo un po' questa difficoltà di relazione, di comunicazione, che noi stiamo pian piano cercando invece di superare attraverso l'esaltazione delle abilità. La storia di Alex, Filippo e Francesco, affetti dallo spettro autistico, inizia quasi per gioco e si trasforma col tempo in un'opportunità concreta di lavoro. Impegnati nei progetti di inclusione anche minori non accompagnati. Nell'Out Café i prodotti sono a chilometro zero e l'accoglienza è professionale. Mi piace lavorare qua, bere caffè e cappuccini. Faccio un po' di tutto, faccio un po' tutto quello che riesco a fare, cioè tipo fare caffè, servire ai tavoli e cucinare. Il progetto, il primo in Sicilia, nasce da una sinergia fra la cooperativa Etnos, l'ASP di Caltanissetta e la Fabbri. Si è lavorato insieme per far vivere ogni forma di diversa disabilità come normalità. Da farci un salto, assolutamente. Out Café a Caltanissetta. A Palermo è scoppiata una polemica che ha mandato su tutte le furie il popolo dei golosi. Secondo il famoso pasticcere Iginio Massari, la cassata siciliana all'estero non viene richiesta perché è troppo dolce. Marco Gullà. Siete mai chiesti come mai il cannolo lo mangiano in quasi tutte le parti del mondo e la cassata no? Perché la cassata è troppo dolce. Sicilia bella, Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. A parlare è Iginio Massari. Per chi non lo conoscesse, è uno dei pasticceri più importanti d'Italia. Questa sua considerazione sulla cassata siciliana ha mandato su tutte le furie tantissimi palermitani che sui social si sono scagliati e scatenati contro il maestro pasticcere di Brescia. C'è pure chi ha paragonato la cassata all'arte barocca. Guai chi ce la tocca, il popolo palermitano non ha gradito, eufemismo questo, le dichiarazioni di Massari. Così anche importanti chef e pasticceri palermitani vogliono entrare nel merito della polemica che da giorni ha investito il pasticcere famoso anche per le sue ospitate a Masterchef. Non è così, caro maestro, la cassata ci rappresenta la Sicilia. Io ho avuto il piacere nel 2023 di servire 6 capi di Stato oltre il nostro, e sempre la cassata era presente perché è il dolce che rappresenta la nostra terra. È il dolce che rappresenta i colori della nostra terra, la sicilianità, e rappresenta noi, quindi la cassata non si tocca, caro maestro. Ma è davvero troppo dolce la cassata? No, non è davvero troppo dolce la nostra cassata. La nostra cassata negli anni è stata migliorata e come? È stata migliorata, è stato tolto prima cosa il colorante, l'essenza, quindi non ha più quel colore verde. Adesso abbiamo tagliato con della farina di pistacchio e farina di mandorla, quindi il colorante è stato tolto. Lo zucchero, anticamente veniva fatto un chilo di ricotta, 700 di zucchero, oggi è stato abbassato a più del 50%. E alla domanda cosa chiedono principalmente i turisti, questa è la risposta. Il turista quando entra la prima cosa che ci chiede sono cannoli e cassata. Cioè per loro è un dolce da portare in viaggio e portarlo nelle loro case e far conoscere questo prodotto e questa bellezza barocca che noi abbiamo. Sicilia bella, Sicilia bella, fammi da stare a luce nella terra. Sicilia bella, Sicilia bella.
deliziosa, non c'è che dire. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con gli anticipi di campionato di Palermo e Catania. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, anticipo di campionato per il Palermo che stasera al Barbera sfiderà il Venezia in uno scontro diretto. Corini perde Ranocchia e Insigne. Marco Gullà. È un'occasione da non perdere, la possibilità di tornare nella strada che porta dritto in Serie A, accorciando soprattutto verso il Venezia e mettendo pressione alla Cremonese, seconda in classifica. Al Barbera arriva il Venezia, stasera l'ostacolo più difficile per il Palermo, che ha vinto l'ultima partita contro il Lecco, ma che per guarire definitivamente deve centrare i 3 punti oggi. Non facile, il Venezia corre, gioca bene e ha un attaccante che è un lusso per la categoria, ovvero Poyampalo. Il Palermo risponde con Brunori, ma non avrà Ranocchia, per lui lesione al bicipite femorale ne avrà per almeno 20 giorni. Al suo posto dovrebbe giocare Koulibaly, una partita cruciale quella di oggi. In assoluto sappiamo che dobbiamo fare tanti punti per ambire al secondo posto, questo è un dato assodato. Come vi ho sempre detto, è la partita che dobbiamo andare a giocare. Rispetto alla giornata precedente i 3 punti ci hanno fatto recuperare 3 punti sul Como in assoluto, le altre hanno vinto tutte. Dunque noi dobbiamo pensare a battere il Venezia, perché vincendo questa partita accorciamo dai 5 punti che abbiamo oggi, potremo andare a 2 punti e poi vedremo eventualmente cosa faranno le altre. Dunque dipende da noi e il macro obiettivo è sempre la partita, addirittura è uno sconto diretto, dunque abbiamo la possibilità di accorciare direttamente su di loro il punteggio che in questo momento ci vede sfavoriti di 5 lunghezze, e dunque l'obiettivo è quello e dobbiamo pensare a quel tipo di situazione. Sicuramente per arrivare al secondo posto in queste 9 partite dobbiamo fare tanti punti. All'andata il Palermo sbancò il Penzo grazie ad una tripletta di Brunori. A distanza di un girone sono cambiati i parametri della classifica, con il Venezia avanti rispetto ai siciliani. In avanti Corini si affiderà a Di Mariano e Di Francesco e appunto Brunori. Non ci sarà nemmeno Insigne. Oltre 25.000 spettatori, si inizia alle 20:30. Anche il Catania è in campo questa sera al Massimino per l'anticipo di campionato che la vedrà opposta al Cerignola. Zeoli farà giocare i migliori sulla panchina pugliese, esordio del nuovo allenatore, l'ex Peppe Raffaele. Francesco Triolo. Per la Coppa c'è tempo, il Catania va per priorità e la partita di stasera contro il Cerignola ha un alto tasso di importanza in chiave campionato. Tenere le distanze di sicurezza alla zona play-out è un obbligo per non vanificare tutto quanto fatto di buono in Coppa. Zeoli è stato chiaro con il gruppo, si deve giocare al massimo contro i pugliesi, il resto verrà, e quindi schiererà i giocatori migliori. Capitolo formazione, quindi si valuteranno sino alla fine le condizioni di Celli, restano indisponibili Buà, Di Carmine, Teio e Quaini, Cicirelli a disposizione, lui e Chirico dovrebbero essere gli esterni d'attacco. Cianci ci sarà, si gioca una maglia con Costantino. Per Doi invece c'è più cautela, il ragazzo ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Attenzione al Cerignola, ha detto Zeoli, è squadra solida, costruita per stare lassù, che ha appena cambiato tecnico chiamando in panchina una vecchia conoscenza rostazzurra, Peppe Raffaele. Sappiamo che hanno dei giocatori importanti, possono giocare in vari moduli, però io ho portato l'attenzione rispettando l'avversario, facendo le solite cose che si fanno nella rifinitura, nel prepartita, però ho messo l'accento più su quando abbiamo la palla noi, l'importanza di dare valore a quella palla. Calcio d'inizio alle 20:45, appuntamento su Telecolor come di consueto quando gioca il Catania, e mezz'ora prima del match per 3 ore live con diretta stadio, collegamenti al Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. Seconda trasferta consecutiva per il Messina, che domani pomeriggio sarà impegnato a Latina. Dopo il punto di Benevento, i giallorossi inseguono un altro risultato positivo per sperare nei play-off. Sergio Colosi. Il futuro del Messina in chiave play-off passa dalla partita di Latina, che può lasciare il segno nelle ambizioni della squadra di Modica. Laziali in piena corsa per gli spareggi promozione, mentre al Messina 4 punti dietro i prossimi avversari e reduce dal brillante pari di Benevento, serve continuità di risultati per conquistare nel finale di stagione un posto nella prima metà della classifica, secondo obiettivo dopo quello della salvezza diretta. Latina che nell'ultimo
turno ha realizzato 3 gol a domicilio a quel Crotone cui si lega l'ultima sconfitta dei peloritani. All'andata al Francoscoglio fu una disfatta per 3-0, ma quello di novembre senza punti e gol era il peggior Messina della stagione, timido ed evanescente, nulla a che vedere con quella formazione che nel girone di ritorno è tra le più in forma. Al centro del reparto arretrato rientra Manetta che ha scontato la giornata di squalifica. Non ci sarà ancora Mausso fermo per un altro turno. Modica sceglie il 4-3-3 senza Plesce infortunato e con Zunno, giocatore più in forma con 6 reti nel girone di ritorno, in posizione avanzata. E noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.